Dal 18 settembre al 10 ottobre prossimi l'avvia la finestra temporale per richiedere gli incentivi per l'assunzione dell'avviso 14-2024 del programma FSE Plus 21-27. Le aziende siciliane interessate, così come prevede il decreto pubblicato sul sito della Regione, dovranno presentare la documentazione richiesta tramite l'apposita piattaforma all'indirizzo fse.regione.sicilia.it. Si tratta dell'incentivo attivato dall'assessorato regionale del lavoro rivolto alle imprese che esercitano l'attività commerciale e industriale nel territorio regionale. Nel rispetto dei tempi previsti da lunedì prossimo, le aziende siciliane potranno quindi richiedere l'incentivo che abbiamo deciso di attivare con l'obiettivo di consolidare l'occupazione, quanto afferma l'assessore al lavoro Nuccia Albano. La dotazione finanziaria è di 40 milioni, la somma che consentirà di erogare contributi per sostenere l'occupazione di 1.350 lavoratori. Nella fase della presentazione delle istanze Sicilia Digitale, che gestisce la piattaforma informatica, successivamente fino al 25 ottobre prossimo validerà le domande. La procedura a sportello verrà conclusa con l'assegnazione del finanziamento fino a esaurimento delle risorse disponibili. L'incentivo viene riconosciuto fino a un massimo di 10.000 euro all'anno per 3 anni per le nuove assunzioni a partire dal 1 gennaio 2024 a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato o a seguito di assunzione stabile di tirocinanti della stessa azienda. Saranno esclusi i contratti di apprendistato. Beneficiarie sono le aziende, incluse le micro e le piccole e le medie imprese, che hanno unità produttive in Sicilia o che l'attiveranno. L'incentivo può essere riconosciuto per un numero massimo di 10 lavoratori nel rispetto del regolamento de minimis previsto dalle norme siciliane.